E buongiorno, siamo qui oggi a pomposa giornata fredda. Giornata fredda, i piloti stanno schierando. Harry centra la pole, il campione del mondo in carica, soltanto secondo, se si può dire soltanto, un pericoloso Tarta in terza posizione. Fede che si posiziona come ultimo qui in quarta, a seguire Pippo, Toby, Umbe, Matte e un ospite. E allora eccoci, le luci del semaforo stanno per diventare verdi. Via con la carambola! Grandissimo scatto di Umbe! Ha preso già 2 posizioni. Incredibile, impostano la prima curva. Henry a curva 1. Tarta ha perso la posizione il bordello. E vediamo la prima curva e diciamo del casino. No, Tobia si gira! Tobia si gira come e perde freddo e tutto. asfalto freddo, assolutamente bruttissime condizioni. Bruttissima anche la partenza di Filippo che si trova settimo, tutto in rimonta per lui. E quindi vediamo Umbe ha fatto una grandissima partenza. Disastro in curva 5. È Tarta girato. Attenzione, Tarta possibilità di recuperare. Credo Vediamo. ci sia stato un contatto, penso abbia provato ad entrare all'interno di Umbe ma non c'era posto. E intanto Harry cerca di scappare con un gruppetto formato da Fede, Greg e Umbe che cercano di inseguirlo. Ha approfittato della bagarre lì dietro perché ha già creato un piccolo gap che può andare a incrementare successivamente, mentre Fede deve difendersi per la vita. Assolutamente, anche perché ricordiamo che Greggy è il campione del mondo in carica del 2022 ed è tostissimo. Ha fatto una stagione incredibile nel 2022, le ultime 2 gare le ha vinte ed è stato sul podio sul 100% degli eventi disputati. E ricordiamo che la BMW Williams, è una scuderia importantissima, molto competitiva. Ed è proprio così. Adesso vediamo però perché anche Umbe che scattava lontanissimo è veramente vicino. È lì quarto. Ha fatto un ottimo recupero, veramente per un ottimo la recupero. pole. Matte non male perché anche Matte partiva dal fondo e adesso è lì quinto che sogna un podio. Attenzione, si affiancano, si aprono a ventaglio in curva 3, entra forse Umberto dall'esterno, vediamo Umberto supera Greg dall'esterno. Attenzione, che sorpasso da maestro. Che sorpasso, attenzione, ha trovato veramente un'aderenza formidabile. Assolutamente. E vediamo, lungo, Greg è lungo. Va sull'erba. Disastroso, partenza pessima. Viene superato addirittura da Matte e Pippo. Attenzione, quindi intanto Toby riesce a recuperare ed è su Greggy. Ma invece no, viene preso da Tarta. Tarta che nel disastro si era girato ed era rimasto indietro anche lui. Greggy ha già superato di nuovo Filippo, ma disastro, non me l'aspettavo da lui. Assolutamente L'ha no. superato Umberto all'esterno ed è andato nel pallone. Pessima partenza di stagione. Fuori nell'erba soltanto. Però ha tempo per recuperare, ma Harry comincia ad essere serio il gap che si porta. Sì, inizia a martellare, anche perché comunque ricordiamo che lui oramai è anche lui un veterano della competizione con la Forderia Giampaolo Lado, super scuderia rinomata e famosissima, che sta proprio dando il gas. Ha vinto un evento nello scorso campionato, la terza tappa di mondiale, dove però si partiva con griglia inversa e aveva avuto problemi in gara 2. Ma vediamo perché Toby e Tarta se ne stanno dando di tutti i colori. Attenzione, è da un giro che si scambiano posizioni. Sono dei tocchi e largo Toby. Attenzione, scivolone, Toby. Pista fredda ancora. Toby è ancora fredda. Non riesce a trovare il suo ritmo, ma ricordiamo che abbiamo 2 rookie in questa stagione che sono Matte e Toby. Attenzione, Greggy scivola in basso. Cos'è successo? Scivola in basso, Greggy si è girato. Non trova il passo neanche lui, si sta girando. Oh, Toby è fuori.
Toby è fuori Ma completamente. rientra. È andato a rientrato, muro. c'è riuscito. Si fatica a trovare grip, lo diceva anche nelle qualifiche, proprio Fede lamentava una carenza di grip molto evidente. Greggy fuori di nuovo! Attenzione, Greggy nell'erba, è irriconoscibile. Irriconoscibile. Non è lui. Oggi non c'è. Non è il campione del mondo che conosciamo. Non è lui, è incredibile. Tantissimi problemi. E forse è andato un po' nel panico trovandosi così indietro. Forse sta ancora cercando la costanza che gli serve. Costanza che ha trovato Henry a questo punto, perché è un distacco gap lunghissimo. Vediamo dove passa. Adesso c'è Fede che anche lui si porta dietro un bel distacco. E Umbe e Matte. Matte sta cercando di recuperare terreno su Umbe. Vediamo. Vediamo, perché Pippo ha perso un po' di terreno. Non ho visto in che occasione, penso di essermelo perso, sai. Però è rimasto un po' indietro. Pippo, Si vede che non era inquadrato dalle telecamere, ma andiamo a vedere. Può essere successo un lungo in quel momento. Un patatrack, eccolo. Sì. Uno Strignac. Sì. E allora attenzione, perché Greggy recupera molto velocemente, perché è già dietro negli scarichi di Tarta, attenzione. Lui non aspetta, è veramente veloce in questo. No, mi sono sbagliato, vedevo Filippo invece che sta rimontando sull'ospite, perché invece Greggy in realtà è molto indietro, Sì, è molto indietro. Non è per niente Greggy ancora non trova la quadra, non riesce a far ruotare le ruote. È proprio vero, non si riescono a far ruotare le ruote in questa pomposa così fredda. Un circuito gelido, ricordiamo che siamo al 29 di ottobre e quindi è stato fatto in ottobre. Oggi si è deciso la prima gara del GP maestoso della stagione 2023. È in realtà nel 2022, prima della pausa invernale, la prestigiosissima tappa pomposa annuale, più grande evento del GP maestoso durante il corso dell'anno. E allora attenzione, perché Matte e Umbe stanno girando sullo stesso passo. Assolutamente, Matte è lì, lo vede, dice io lo voglio. Gli gira in scia, copia le traiettorie. Ed è una grandissima prestazione da parte di un rookie. Che assolutamente, che invece l'altro rookie sta proprio deludendo, perché purtroppo partenza di stagione ha avuto due problemi, già si è girato due volte. È terribile. Difficile anche sopravvivere ai combattimenti con Tarta che adesso si vede lì in settima posizione. Reputazione. Sta inquadrando Filippo da lontano. Filippo deve stare attento, perché lo butto fuori. Non molti sanno che, anzi tutti sanno che Tarta è il kamikaze, è il terrorista. Quest'anno è l'incubo di tutti i piloti, è un assassino. Attenzione, perché Matte stava già impostando il sorpasso su Umbe, e quindi sì, dicevamo Tarta alla Attenzione che è vicino, non frena più. È vicino. Non frena più, attenzione, è attaccato. È diventato, le sue gomme anteriori sono le gomme posteriori di Umbe. Deve tentare l'incrocio adesso. È dentro. Ma non ce la fa. Umbe esce più veloce qui, non si riesce nella penultima curva. Non si può passare lì. Veramente difficile. Che sta recuperando. Tarta comunque un gran ritmo, l'ha dimostrato anche partendo. Lo sta dimostrando che non è partita poi così male per lui la stagione. Sembra aver trovato il ritmo. E attenzione, Matteo è attaccatissimo. Mi sconvolgerei se non lo prendesse nel giro di curva 4. A questo punto veramente sì, perché sono attaccati i due, sono veramente vicini. Uno attaccato all'altro. E anche Pippo sta arrancando un po', lo vedevo che si piegava in rettilineo. Ma continua a sconvolgere Andrea Gregori, che ancora non riesce a recuperare, non riesce a trovare la quadra. Attenzione, intanto là vicino, attenzione! C'è stato un contatto e ne approfitta Tarta, che ne supera 3. E anche Tobias arriva, cerca di recuperare il gap, ma è ancora abbastanza lontano. Ma Tarta su Pippo non ce ne ha. Attenzione, è successo di tutto. Matteo è retrocesso dalla quarta posizione. Credo che adesso possiamo andarlo a rivedere. Credo che Matteo abbia toccato l'interno di Umbe tentando il sorpasso. Hanno sbandato entrambi, ma si è girato solo Matteo, girando anche il pilota ospite. E qui davvero peccato per un Matteo che comunque aveva del gran partito ritmo. Veramente bene. Attenzione, adesso è penultimo, solo davanti a Tobias. Ma di gare ce ne saranno tante. Questa era la prima. Assolutamente difficile a questo punto rimontare, perché mancano solo 2 giri alla fine. Questo è il motorsport, puoi partire primo, arrivare ultimo, puoi partire ultimo, arrivare primo.
È proprio vero, ma attenzione! Attenzione, Pippo fa ciao! Pippo fa ciao con la mano a Ube! Attenzione! Gli passa! E lo lascia Pippo in zona dietro! podio! E lo lascia dietro! Ah, è lungo! È lungo! Non Passa la anche chiude. Tarta! Non la chiude! Passa anche Tarta! Non la chiude! Non la chiude, è quinto, perde la posizione anche su Tarta. E forse qui ha fatto un errore, una rivalutazione instancata. Assolutamente sì. Perché ricordiamo che la pista rimane insidiosa e fredda, ma a questo punto credo che abbia trovato la quadra Greghi. Ci è voluto un po', Assolutamente ma sì, sta recuperando. sta ricucendo Assolutamente. e ne può sicuramente approfittare di quella bagarre. E invece- Bagarre pericolosa, perché dove c'è bagarre c'è Tarta. Di solito ci sono C'è bandiere sempre un gialle. disastro! Ed ecco Tarta all'interno, tocca Umberto. Dentro! Fa qualche cenno, Dentro! attenzione! Ma c'è della Ube tiene posizione, la ma c'è vittoria. l'incrocio! Pippo! Oddio, Filippo! E non va, non passa. Si apre la ventaglio. Punto, si toccano. Attenzione! Si toccano in traiettoria. Filippo cerca di Pericolosissimo. usufruire, Può di riprovare sfruttare qua Tarta il dentro di disastro. nuovo. Tocca di nuovo Attenzione, Umberto. ci sono dei Incrocia contatti. Pippo. E Filippo è dentro e sono Pippo affiancati. Pippo ruota incrocia a la ruota. traiettoria ed è dentro. Prende la posizione alla su Tarta. staccata. Ma questa bagarre non è andata a loro favore perché Greghi è dietro di loro. È attaccato. E intanto c'è anche Bagarre lì dietro per l'ultima posizione. Matte e Toby che si Toby ha incrociano in recuperato, traiettoria. Matte Sono tutti cerca in di scia. recuperare. Sono tutti in scia. Greghi esce in curva 1. Si porta all'interno di Tarta, prende la lo posizione. prende. Ma È la dentro chiude? Greghi. La chiude, Sì, no! cade il contatto. Tarta lo butta fuori! Tarta lo butta fuori, l'abbiamo È detto! È successo l'assassino, di è nuovo. il kamikaze, è il successo terrore di dei nuovo. piloti! È successo di nuovo Toby su Matte. Attenzione, Gran attenzione, sorpasso in chiuderà la rettilineo in curva, scia. bisogna vedere perché Bisogna vedere se non Toby- ha trovato ma va a lungo, no, va lungo e di Matte nuovo, incrocia e va lungo di riprende. nuovo, riprende Matte. Ma attenzione Greghi è Attenzione. stato spinto sul posteriore. E qui c'è tanta colpa secondo me da parte del Qui ci pilota sarà da indiano. rivedere anche da parte della federazione. E il pilota di GameStop anche questa volta fa un attacco sopra le righe. C'è da vedere se verrà valutato corretto. Ma proprio in realtà- al limite del qui è peccato fattibile. perché era l'ultimo giro. E allora si va qui a concludere il Gran Premio di Pomposa con Harry sull'ultima curva. Una gara perfetta, le telecamere si sono Assolutamente, le ha dimenticate. pennellate tutte. Ci siamo, ogni curva era un capolavoro. Ed eccolo Chiude. qua, taglia, Harry primo. vince il Gran Premio maestoso di Pomposa, seguito da un grandissimo Fede che girava più o meno sugli stessi ha fatto tempi. una buonissima gara, Ma anche grandissimo. secondo un grandissimo Ma allora distacco. Ma arriva Umbe. vediamo chi esce esce Umbe. Umbe con Esce dietro Umbe dalla Filippo curva. in Filippo, scia. attenzione! Ce la fa Attenzione. Tarta. Ce la fa Tarta. Ce la che fa deve essere il pilota Tarta, ospite. attenzione. Ne E avrà poi da ridire il pilota arrivano Veneto. anche Greghi. Ne avrà da ridire il pilota Veneto, il campione in carica. Questa gara è stata E un poi incubo. Matte e Toby. Purtroppo gare sfortunate per i due rookie. I due rookie sì. I due purtroppo rookie, ma i rookie è sono andata rookie. male. È anche il motivo. Sono anche scuderie nuove, dobbiamo ricordare che l'Alfa L'Alfa Marameo è completamente nuova e soprattutto c'è anche la Kia Lenovo 63, team che entra con pochissimo budget, ma io credo che quest'oggi abbia dimostrato di poter recuperare dopo due errori piuttosto Sì, gravi. abbastanza. C'è stata una buona È bagarre alla riuscito- fine con Matteo. E allora ci lasciamo qui appassionati Ed ecco il con podio, attenzione, la la classifica classifica. finale. Questa la classifica dopo il primo risultato di Pomposa. Noi ci vediamo alla prossima gara a Chioggia Chioggia. Kart. Ciao a tutti.